E oggi l'abbiamo ascoltata nella sua interezza, l'Inno alla gioia di Beethoven, che fa da sigla introduttiva dell'appuntamento settimanale con il Centro Culturale Roberto Ronchi, che inizia oggi da solo, solamente con Francesco Nasari. L'altra conduttrice, la signora Tina Ghilardi, sarà invece con noi tra pochi minuti. Diamo quindi la linea e ascoltiamo Francesco Nasari. Ciao Francesco, ben trovato. Ciao grande Roberto, un abbraccio a tutti i nostri 4 gatti radioascoltatori, più il nostro star, il gatto Gregorio, e cominciamo riprendendo, in attesa che si aggiunga a noi Tina, che ha un banchetto, perché è un banchetto, sta lavorando sotto questo profilo, riprendendo argomenti già trattati le settimane scorse, ma che secondo il nostro avviso, l'avviso della nostra associazione culturale, sono molto importanti. E cioè, abbiamo parlato domenica scorsa del lavoro, abbiamo anticipato anzi il 1° maggio dicendo quello che pensavamo della festa del lavoro, e ci siamo chiesti di preciso se la gente capisca, se non ci sia smarrimento nel chiedersi che lavoro, che cosa stiamo festeggiando, e abbiamo visto poi che nei commenti successivi questo problema è venuto fuori, cioè cosa stiamo festeggiando. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, ciao. Ciao Antonino. Ma niente, volevo dire che secondo me proprio sul lavoro tutta questa questione, insomma, dell'Occidente, tutto l'Occidente, il disastro della crisi dei 10 anni di Lehman Brothers, più quel gigantesco spostamento dell'industria in Asia, secondo me questa roba qui non si può risolvere con l'improvvisazione, è impossibile. Ci vorrebbero 1000 Nembo Kid. E quindi bisogna recuperare tutta la cultura civile e militare mitteleuropea, secondo me, insegnare nelle scuole primarie addirittura geografia e psichiatria, anche visto i social network, psichiatria, e poi recuperare tutta quella grande cultura americana del self-made man, cioè l'uomo fatto da sé, che per me è importantissimo, perché non ci si può insegnare i ragazzi a sposare una ricca ereditiera, a vincere il Totocalcio. Ma non scherziamo, bisogna fare come in America, Henry Ford, però sempre con la cultura mitteleuropea della civile e militare, e insegnare questi nuovi argomenti, psichiatria, poi recuperare geografia, perché sennò altrimenti l'improvvisazione non puoi fare nulla con Sono d'accordo, ma quello in cui non sono d'accordo è il termine improvvisazione. Qui di improvvisata non c'è niente. Le strutture intendono educare fra virgolette, loro stesse l'uomo, schiavizzandolo, cioè omologando tutto quanto per poter dominare. È il classico sistema, l'ho detto da anni che lo sto dicendo, il classico sistema è la faccia nuova del marxismo. Il comunismo, faccia del marxismo, è venuto meno. Oggi la faccia è questa, ma sempre sullo schema struttura sovrastruttura. Ed infatti sotto questo profilo stavo proprio per iniziare a toccare di nuovo un argomento che è fondamentale nella nostra società, in particolare nelle nostre terre, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Trentino, quella che chiamiamo Padania, se volete, chiamiamola così. Ora, qual è il problema? Abbiamo avuto, prendo lo spunto da una omelia tenuta dal Cardinal Bassetti, presidente della CEI, in quel di Palermo. Che cosa dice? Dice, attenzione, facciamo attenzione, la mira poi è sempre quella, l'apertura dei porti e poter fare arrivare per lavoro, e qui dobbiamo proprio, su questo dobbiamo intenderci, un'altra chiamata, più gente possibile. Pronto? Pronto? Padania Libera. Sempre. Dalla provincia di Varese. Allora, la gente
normale, io sono, diciamo, fuori dal coro per età, perché ormai ho 82 anni e via, ma attorno a me c'è un mucchio di gente che si aspetta di sentire parlare e di dare di una cosa, del lavoro che non c'è. Tanta gente lavorava, si era data da fare e via, da un giorno all'altro hanno perso il lavoro per causa delle leggi, delle scelte, di tutto quel che voglia tu e via. E adesso se a questa gente non diamo il lavoro, perché loro si danno da fare, ma incontrano nei sindacati, nella politica, nelle cose, ostacoli. Non possono fare il lavoretto in nero per mandare avanti la famiglia. Hanno bisogno che si parli e si dia prima di tutto il lavoro. Le altre cose vanno bene. I padri di famiglia che hanno perso il lavoro e non possono più mandare a scuola i figli concedendo loro di fare uno sport, una cosa, che non possono far più niente, che sono lì, che i figli li guardano inebetiti perché il papà è a casa e non può far niente. Ma di che cosa andiamo parlando? Dobbiamo prima di tutto parlare di lavoro. Grazie. Grazie signora. Ora, giusto, nell'insieme del ragionamento questo sarebbe arrivato dopo, ma va bene, trattiamolo pure. Cioè, il lavoro non è che lo si crei, il lavoro è una caratteristica tipica dell'uomo, è così. Fin dal libro della Genesi risulta tale, ma è una caratteristica che implica una libertà, cioè la possibilità per ciascuno di lavorare, di poter esprimere le proprie capacità lavorative. Ora, nel sistema che si è creato, laddove a decidere chi può lavorare e chi no, se un'attività può essere svolta da Tizio piuttosto che da Caio e se può essere in sé svolta, sono le strutture, queste strutture o sovrastrutture imposte da questa ideologia che lo determinano. E questo è il dramma attuale. Il dramma attuale è che, faccio un esempio, in determinate attività una società commerciale qualunque fallisce e magari l'imprenditore addirittura si suicida perché non ce la fa più, e per il dolore, per la vergogna, perché prova addirittura vergogna pur non dovendola provare, e dall'altra parte attraverso agevolazioni fiscali, ad esempio, la stessa attività viene utilmente svolta da una cooperativa qualunque, qualsivoglia, la quale sfrutta magari qualche anche serie di immigrati con la scusa che dà loro lavoro e avendo tasse ridotte alla metà, ovviamente quello diventa un lavoro produttivo. Se lo vedete su questo schema, cioè è chi sta più sopra che decide se tu puoi lavorare o no, ecco che il dramma del lavoro, chi chiude, chi non chiude, la multinazionale che riceve i finanziamenti o le agevolazioni dello Stato e poi si trasferisce, questo dà l'idea da un lato della situazione che non è di libertà di espressione e dall'altro di cosa è l'Europa, laddove nell'Europa, tanto per essere più puntuali ancora, c'è in particolare uno Stato, il Lussemburgo, dove chi fattura migliaia di miliardi anche sul nostro territorio paga una cicca di imposte, col che rendendo quantomeno problematica anche la stessa definizione di evasione fiscale. Questo è il quadro complessivo perché riguarda anche l'Europa e riguarda quindi quello che andremo a fare e a votare fra non molti giorni. È questo il quadro che blocca e addirittura stravolge il mondo del lavoro, laddove le capacità, le potenzialità sono oggettivamente compresse.
cioè non possono più esprimersi, perché è tutto regolato da un Moloch, da un insieme di poteri, quelli che vengono chiamati poteri forti, ma in realtà non sono poteri forti, sono sostanzialmente posizioni illegittime, posizioni di forza, né più secondo un disegno prodiano di una Europa cinese, oppure di una Cina all'europea. Questo è stato il disegno che ha stravolto il disegno originale De Gasperi, Schuman e Adenauer. Questo è quello che oggi ci troviamo ad affrontare, e non è una cosa da poco. È drammatico quello che diceva la signora, il papà che a casa dalla sera alla mattina e non lavora perché l'azienda si è trasferita, oppure perché l'azienda è fallita e qualcun altro fa quel lavoro, dovendo pagare metà delle tasse che pagava quell'altro che nel frattempo si è suicidato. Questo Francesco? è quello che avviene. Intanto, se vuoi, Francesco, possiamo salutare la signora Tina Ghilardi, altra abituale conduttrice della trasmissione, che ci ha raggiunto proprio in questo istante. Pronto? Ciao Francesco e ciao Tina. Una buona domenica ai radioascoltatori. Chiedo umilmente scusa per il ritardo, ma sono talmente tante le cose che si accavallano che alle volte è impossibile quasi essere così puntuali. Quindi chiedo umilmente scusa. E niente, presumo che stavi parlando ancora del lavoro, certo. Che è una cosa importantissima, e soprattutto perché il lavoro è quella cosa che deve dare dignità, che deve piacere anche alla persona, e quindi la persona deve avere anche la creatività propria del lavoro, e non un lavoro così solo per dire arrivo al 27 lascia poi alle volte il tempo che trova. Chiaro. E questa fiducia qui che bisogna creare in quello che sono poi invece le aspettative. Anche perché quello che diceva una nostra radioascoltatrice, cioè dalla sera alla mattina tu puoi rimanere a casa senza lavoro, e questa consapevolezza dà al lavoratore il senso dell'incertezza, della precarietà, quindi l'entusiasmo, qualcosa in più che è la significanza del lavoro. Nessuno ha interesse, ha voglia di metterlo, perché spendersi per un qualcosa che può spendersi da un minuto all'altro. Questo è un aspetto fondamentale. Certo, e questo anche quando uno intraprende un lavoro, questa insicurezza che viene data, e qui invece è proprio la politica, lo Stato, che dovrebbe cercare di dare questa sicurezza anche a chi vuole iniziare un nuovo lavoro da sé non trovando altro, e quindi non deve essere solo un aiuto magari giovanile o cosa, ma anche un aiuto ben per tutti che iniziano un'attività, perché oltretutto piace, e quindi è qualcosa che entusiasma, e quindi l'entusiasmo porta solo qualcosa di positivo. Infatti. Questo tra l'altro ingenera, oltre che insicurezza, anche paura. E io mi stavo riallacciando, avevo cominciato allacciandomi a un'omelia tenuta proprio dal Cardinal Bassetti, presidente della CEI, il quale ha sostanzialmente detto, richiamando il suo favore per l'immigrazione di qualunque genere e specie, ha detto: rischiamo di creare una società fondata sulla paura. No, ecco, io su questo, per carità, forse sono io che non ho capito, però nel manifestare la mia perplessità vorrei chiedere a Sua Eminenza una cosa, cioè come si fa a pensare di costruire una società fondata sulla paura, quando la paura è un'emozione che segue a un qualcosa. Quando noi parliamo di lavoro e tu parli di lavoro, mi dici il senso di insicurezza, il senso di precarietà, mi stai dicendo che la paura c'è già adesso. Quindi questo senso di precarietà è dato da una serie di problemi
che sono un vero e proprio iceberg che ha generato paura e che genera paura. Ma si pensa che il problema che genera poi paura sia solo e soltanto quello dell'immigrazione clandestina attuata attraverso i mercanti di schiavi. Quello è la punta dell'iceberg, la più evidente. Nella storia le invasioni sono quelle, o comunque le penetrazioni di popolazioni straniere sono quelle che hanno poi determinato i cambiamenti di civiltà, i cambiamenti sociali. Ma l'iceberg è profondissimo, ma proviamo a pensare a quella che avrebbe dovuto essere difesa ad oltranza, la famiglia come società naturale, quindi con proprie regole, sia pure fondata sul matrimonio, quindi con in sé una certa contraddizione, una certa aporia, però la società naturale con le sue regole, bene, man mano da 40 anni a questa parte cosa è diventata? È diventata un insieme di rapporti intersoggettivi in cui comunque ci mette il becco il giudice, cioè non è più un rapporto familiare, quindi teniamo conto che il nostro lavoro, le nostre attività sono nate dalla famiglia, sono tipicamente di nucleo compatto familiare. Bene, si è disgregato il tutto rendendo i rapporti interni a questa che avrebbe dovuto essere una società naturale, rendendo i rapporti intersoggettivi, personali, io col figlio, io col coniuge, io con la convivente, io col nonno, io con la nonna. Cioè a questo punto si è disgregato il tutto e quella che era la forza di un gruppo, che poi agiva come gruppo all'interno delle comunità, è venuta completamente meno. Quindi oggi come oggi abbiamo singoli rapporti che dobbiamo regolare con estrema attenzione, tanto che, e questo è un portato americano, citava l'uomo che si fa da solo, il nostro primo radioascoltatore, è un portato statunitense laddove addirittura nei patti matrimoniali si dice anche quante volte i coniugi debbano come minimo, pena di scioglimento del matrimonio, andare a letto assieme. Cioè siamo arrivati a un punto in cui quelli che sono gli elementi di base, di struttura della nostra società e della nostra civiltà sono venuti meno, ma sono venuti meno per mezzo delle leggi che sono state approvate. Ora, la domanda è, Eminenza, ma mi faccia capire, noi che da cristiani, perché il 90%, il 95% di quelli che si dichiarano leghisti sono cristiani e cattolici in larghissima maggioranza, sbagliamo a pensare che queste norme avrebbero dovuto essere combattute, trovare necessario di parlare, discutere di questi argomenti all'interno della nostra Chiesa oppure no? Francesco, siamo degli imbecilli e dei cristiani non maturi, perché questa poi è la domanda alla fine. Abbiamo un ascoltatore in attesa. Sentiamo. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno signor Rosari, ha perfettamente ragione, cioè, quel monsignore lì sbaglia proprio di grosso, non è una cosa emozionale, c'è una cosa concreta, la paura segue qualcosa dei fatti, le cose concrete, non è una cosa, un'invenzione che si fa, cioè non siamo bambini, no? Siamo persone adulte, e la paura è una cosa seria, serissima secondo me, perché praticamente io ho letto qualche articolo così su Giovanni Paolo II, che anche lui metteva in guardia, no? Questa immigrazione così un po' disordinata, no? Certo. Ecco, e insomma, bisogna stare attenti. No, è chiaro, ma non è solo, ripeto, l'immigrazione disordinata, ma l'iceberg, perché quella è la punta dell'iceberg, la più evidente. L'iceberg è proprio il fatto che sono venuti meno i principi fondamentali di quella che è tuttora, di quel che rimane della nostra civiltà. Discuterne a livello politico, visto che le leggi sono uscite dall'ambito politico, è perfettamente inutile. Andiamo a discuterne in chiesa, ma non si può.
Perché? Perché se discuti di queste cose, di questo iceberg, quindi delle norme che l'hanno generato, non sei un cristiano maturo. Devi solo pensare alla povertà. Si direbbe che la povertà sia qualcosa che è necessario per essere chiesa. Mica vero, la povertà c'è e si cerca di combatterla. Dobbiamo discutere come fare a evitare che ci sia. E l'immigrazione come fosse una necessità davanti alla quale il cristiano deve aprirsi. Ora, per carità che l'immigrato quando è in difficoltà vada aiutato, ma non c'è il minimo dubbio, ma mancherebbe altro. Però attenzione, un conto è quello, un conto è favorire un'immigrazione e intanto vediamo i nostri figli che vanno all'estero portando un concetto di lavoro che è completamente diverso, fatto di principi, valori e senso diversi rispetto a quello di questi immigrati che arrivano e che il concetto di lavoro che abbiamo noi manco se lo sognano. Francesco e Tina, abbiamo l'ultimo ascoltatore in attesa per oggi, l'ultima ascoltatrice. Sentiamo. Pronto? Tocca a me? Sì, tocca a lei. Buongiorno, buona domenica. Ma quello che disturba a volte è lo stravolgimento della storia. Quando qualcuno ai vertici del Vaticano, ha detto che anche Gesù è stato profugo quando durante la fuga in Egitto della Sacra Famiglia, perché l'angelo aveva detto che il re Erode voleva uccidere tutti i neonati. Ma mi pare di ricordare che in Palestina c'era l'impero romano, faceva parte dell'impero romano la Palestina, così come l'Egitto. Quindi la Sacra Famiglia non è andata profuga per nulla, si è spostata in un'altra provincia dell'impero, come succedeva magari in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, che qualcuno riusciva, perché aveva i mezzi, ad andare fuori dall'Italia. E quindi lo stravolgimento della storia è una cosa che dà molto fastidio, perché alla fin fine uno poi non crede più a questi signori. E poi è una cosa incredibile, cioè il Vaticano è diventato immigrazionista. Ma scusate, cari signori, voi quante persone ricoverate nello Stato del Vaticano? Penso nessuna, perché è uno Stato piccolo. Ma l'Italia ha all'incirca 60 milioni di abitanti, all'incirca come la Francia, con un terzo di territorio meno rispetto alla Francia. Quindi le persone grandi ecologiste del Vaticano questo dovrebbero saperlo. Oltretutto mi pare che ciascun essere vivente abbia bisogno dello spazio vitale per vivere, se no succedono poi dei guai. No, ma è chiaro, ripeto, l'immigrazione è la punta dell'iceberg. Il nucleo dell'iceberg è un altro, e cioè la gente che è vissuto secondo principi e valori tipicamente cristiani e che li vede stravolti dalla stessa legislazione, al punto che la famiglia, società naturale, diventa un insieme di rapporti fra individui, quindi distrutta sotto questo profilo, legislativamente distrutta. Ora si rivolge alla Chiesa, la quale è il luogo naturale in cui andare a parlare, per noi che siamo le nostre radici sono quelle, e si trova davanti una porta chiusa. Si dice: no, guarda, questi argomenti sono argomenti che sì, sono giusti, perché non possiamo dire che non siano giusti, ma sono trattati in una maniera che non va poi tanto bene, la modalità non sono quelle esatte, quindi già che ci siamo non ne parliamo e torniamo a parlare di immigrazione e di paura che verrebbe costruita. Ma dove? Francesco, la paura c'è perché mancano questi elementi di base. La gente non si sente più a casa sua. Francesco, abbiamo aperto un tema molto lungo, credo, ma purtroppo siamo arrivati al termine dello spazio a nostra disposizione. Naturalmente lo dico anche alla signora Tina che è con noi. Lo riapriremo la prossima domenica. Ma certo, poi ti conto che noi lasciamo riflettere, poi la gente ci pensa e in altre sedi magari lo esprime. Esatto, anche perché tenendo conto cosa significa paura, il concetto in sé di quello che vogliono
che è stato detto da parte della Chiesa. Dobbiamo salutare chi non mi dice Roberto. Comunque il legame, il lavoro, le strutture della famiglia sono un elemento fondamentale e indispensabile su cui riflettere. Quello sicurissimo, senza dubbio, è senz'altro così. E con questo, diciamo, domenica prossima proseguiamo l'argomento, che è molto interessante, e rivederci domenica. Buona Pedalia e buon Lombardo Veneto. Un abbraccio a tutti quanti. Viva il Lombardo Veneto, viva l'Europa dei popoli, ricordiamocelo quel buco là fatto apposta. Matteo, un abbraccio da amici, come sempre, e viva la Lega. Avete ascoltato Centro Ronchi. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda! Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di